Mio nonno aveva perso una gamba e ha dovuto imparare a fare l'orologiaio perché non si permetteva che un contadino, che era mio nonno, potesse sposare la figlia di un orologiaio. Lei sa benissimo che le persone rispettabili erano, in un paese, piccolo che fosse, il sindaco, il farmacista e l'orologiaio. Noi preferiamo lavorare sull'oro in quanto sull'oro possiamo dare il massimo che noi vogliamo. Possiamo alterare tra l'oro rosso, l'oro bianco o l'oro giallo. Si possono creare delle cose molto molto particolari anche per dare una vivacità diversa. Per fare, non è che uno deve dire io faccio un oggetto e voglio sapere cosa mi costa. Il tempo non conta. Non è che noi lavoriamo a cottimo o lavoriamo per fare grandi serie. Non calcoliamo le ore. Il prodotto che noi facciamo, vogliamo dare il massimo del nostro lavoro. Noi dobbiamo dare nella nostra artigianalità il prodotto che sia veramente il Made in Italy.